Abbiamo l'impressione che nella fase attuale il governo regionale abbia abbandonato una idea di sviluppo e continui a raccontare il presente senza avere un progetto per il futuro. Per quanto ci riguarda, attraverso queste parole, attraverso queste geografie, vogliamo invece mettere in campo un pensiero nuovo, un pensiero capace di interpretare le grandi questioni che riguardano la nostra regione per continuare a farla ad essere competitiva. Parole nuove per costruire un punto di vista nuovo contro il pensiero unico leghista che contraddistingue il governo regionale veneto. Questa la proposta del Partito Democratico, che si sente pronto a chiudere la lunga parentesi Galan-Zaia. Da escludere anche che vengano aumentati a più di 2 i mandati per sindaci e presidenti di regione. Nel caso di Zaia, peraltro, si tratterebbe del quarto mandato, ma non è un problema di nomi, è un problema innanzitutto di equilibrio dei poteri e soprattutto questo è legato al fatto che aver governato per 10 anni, aver espresso un potere esecutivo e un potere vero e proprio è più che sufficiente. In un mondo in evoluzione, il Veneto è rimasto fermo a quello che era 20 anni fa, sottolineano gli esponenti Dem. So che da un punto di vista politico è finita la fase del Veneto che sta fermo e che guarda il mondo che cambia intorno a sé. Siamo da 20 anni intrappolati in una transizione permanente, dobbiamo oggi decidere cosa vogliamo fare da grandi. Zaia non ha mai raccolto questa responsabilità, noi siamo pronti a farlo. Geografie e parole del nuovo Veneto racchiuse in un libro per cambiare rotta. La politica fatta sui tweet capisco, come dire, che funziona perché crea l'emozione istantanea, ma la politica ha bisogno di pensieri lunghi. È il tentativo che abbiamo cercato di mettere in moto con questo processo, fornendo poi anche lo strumento, quel libro che sedimenta i pensieri.